Buonasera a tutti. Mi sono impadronito del microfono perché sono Franco Ferrari dell'Ateneo Veneto, che seguo i lavori, diciamo così, soprattutto per le scuole medie superiori alla mattina, ma purtroppo la nostra Presidente questa sera è occupata in impegni, diciamo così, tra virgolette di altissimo livello, perché se no sarebbe venuta qua anche. E mi ha dato l'incarico di presentare la nostra relatrice di questa sera, che conoscerete tutti perché sarà, almeno io me la ricordo dai corsi precedenti dell'anno scorso, e quindi vi presento Paola Placentino, che lavora, da quello che ho capito, sia all'UAV qui di Venezia e sia a Padova a ingegneria, dico giusto? Quindi grazie a voi, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie Paola. Buonasera a tutti. Come sapete, l'appuntamento di oggi è dedicato a leggere le trasformazioni di quella casa fondaco che abbiamo cominciato a conoscere negli appuntamenti precedenti, una casa veneziana che non vive un unico rinascimento, quello che tradizionalmente noi andiamo a collocare tra il XV e il XVI secolo, ma il modello della casa fondaco veneziana ha nella sua vita, lunghissima vita, una serie di rinascite e rimanendo, nonostante tutte queste trasformazioni, rimanendo fedele a quel modello originario che abbiamo visto con il collega Gianmario Guidarelli. L'obiettivo di oggi è quindi quello di, come vedete dalla copertina di oggi, è quello di riprendere le fila di quel ragionamento, quindi da Ca' Foscari, che vedete alla vostra sinistra, e arrivare al progetto di Palazzo Grassi. Quindi arrivare al pieno Settecento, a pochi anni prima della caduta della Repubblica. Abbiamo visto la scorsa volta che il modello della casa fondaco si va a strutturare e si inizia a consolidare nel XIII secolo. Ca' Foscari è uno dei modelli che abbiamo visto, ma appunto sulla base di quello che abbiamo visto la scorsa settimana e di quello che vi ho appena detto, la casa fondaco è un modello che, sebbene si strutturi così presto, risponde pienamente alle necessità del patrizio mercante veneziano ed è un modello costruttivo che nasce calibrandosi sulle particolarità del suolo, del sottosuolo lagunare. Quindi vedete che il portego sia a L, a crozzola, a croce o rettangolare, è intorno al portego proprio che si struttura la casa fondaco, un portego che al piano terreno originariamente aveva un utilizzo, era uno spazio di lavoro, quindi utilizzato come magazzino, deposito, custodia delle merci, portego che si ripete identico ai piani superiori, no? Primo originariamente nel XIII secolo l'unico piano nobile esistente e poi la pianta si ripete uguale a tutti i livelli. Che si vada appunto dai primissimi esempi al Rialto nel 200, nei primi anni del 200 al 700 inoltrato, abbiamo sempre e comunque, indipendentemente dai linguaggi che vanno a connotare le facciate, abbiamo uno stesso sistema costruttivo e un identico impianto. E quindi in tutti questi 4 esempi che ho scelto, avendo tutti e 4 a distanza di secoli lo stesso sistema costruttivo, tutti questi 4 esempi, vedete, in tutti questi 4 esempi si possono riconoscere quei caratteri della casa tradizionale veneziana attraverso la tripartizione della facciata. Una tripartizione che di fatto trasferisce in facciata quello che accade nella struttura in pianta. Quindi le polifore, la grande traforatura della fascia mediana e le aperture che più diradate nelle campate laterali.
Come ho detto un attimo fa, all'inizio, nel XIII secolo, avevamo un unico piano nobile. Questo è un aspetto da non dimenticare nel momento in cui andiamo a leggere i palazzi che abbiamo intorno, perché a seconda dei carichi che delle murature devono portare, ovviamente si calibrano in modo diverso, sia Caloredan che Dandolo Farsetti, ovviamente le dobbiamo immaginare nel 1200 con un unico piano nobile. Quello che vediamo in alto è frutto di sopraelevazioni successive, e vi porto nuovamente la vostra attenzione al fatto che all'origine, vedete, nelle case fondaco del 200, i due livelli che le andavano a connotare erano segnate da, potrei dire, un portico continuo al piano terreno e vedete una finestratura continua al piano nobile. Dobbiamo immaginare proprio delle dimensioni di case di questo tipo, la selezione che vedete in questa immagine. Come fa vedere molto bene Vladimiro Dorigo in questi schemi, ovviamente l'impianto, il sistema costruttivo è sempre lo stesso, che può avere delle minime variazioni a seconda della ampiezza del lotto. Quindi guardate il primo schema a sinistra: se il lotto ha un'ampiezza sufficiente, la casa fondaco si strutturerà con il portico che la attraversa interamente, cameroni a destra e a sinistra. Quando i lotti cominciano ad essere troppo stretti, guardate l'ultimo schema a destra, ovviamente siccome il portico deve continuare a mantenere la sua funzionalità, i suoi spazi di lavoro, lo schema non si va a sviluppare in modo simmetrico, perché altrimenti avremmo, con un lotto stretto, se volessimo forzatamente replicare lo schema del portico centrale, cameroni da una parte e cameroni dall'altra, avremmo di fatto, più che un portico e dei cameroni, avremmo 3 stretti corridoi, no? E quindi quando i lotti diventano stretti abbiamo un portico che attraversa sempre il lotto dalla porta d'acqua alla porta di terra e i cameroni solo da un lato. Un esempio notissimo di questo modo di appunto andare a occupare il lotto, la proprietà, ce la fornisce proprio Cadario. Vedete che quindi avendo portico e salone passante solo da un lato, cioè spostato su un lato, vedete che la facciata diventa asimmetrica, ma di fatto poi il sistema costruttivo è esattamente identico a quello che abbiamo visto la scorsa settimana. Muri paralleli, orditura, muri paralleli tra di loro e ortogonali al canale, e un'orditura delle travi che vanno, ho segnato le travi, vedete, spero si veda il mio cursore, ma non lo vedo io il mio cursore, nulla. Vedete che ho segnato con delle frecce blu l'orditura delle travi, che ovviamente si poggiano sui muri portanti, e in questa casa fondaco parliamo appunto del XIII-XIV secolo, avevamo alle spalle della domus una corte, quegli spazi indicati in verde, che ho indicato in verde. Le corti sono soggette, ovviamente con il passare del tempo e l'aumento della popolazione, sono soggette ad essere presto saturate. Infatti vedete che sotto la macchia verde che ho indicato ci sono in realtà, oggi come oggi, in entrambi i due edifici, ci sono delle costruzioni, no? Quell'occupazione di suolo è avvenuta nel corso del tempo tra il XIII e il XV secolo, vedete, proseguendo l'impostazione dei muri paralleli portanti. Perché torno su questo? Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana con Gianmario Guidarelli. Perché questi spazi che ho indicato in verde, queste corti, non hanno nulla a che vedere con
i cortili dei palazzi del Rinascimento, ora ne vedremo qualche esempio, sono semplicemente dei residui di spazi agricoli annessi alle domus, alle case da stazio. Ed è su questo impianto che si va a edificare la casa fondaco, ma soprattutto con queste dinamiche che questo sistema nel corso dei secoli, tra il XIII e il XV, si va a perfezionare. È necessario perfezionare il sistema costruttivo perché soltanto perfezionando il sistema costruttivo è possibile salire in altezza. La saturazione del lotto, come vi dicevo, avviene tra XIII e XV secolo perché la famiglia si ingrandisce, i rami della famiglia vivono tutti nella domus, nella casa da stazio, ma la città ha fame per l'aumento degli abitanti di spazi abitabili e quindi i sistemi costruttivi, che restano quelli di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, si vanno ad affinare nel corso del tempo. Che significa si vanno ad affinare nel corso del tempo? Significa che la palificata diventa un sistema ordinario di fondazione necessaria per l'edificazione. Significa che con il passare del tempo non soltanto si perfeziona la murazione, ma si introducono materiali come la pietra d'Istria che vanno a migliorare la qualità della murazione. La pietra d'Istria, eccolo qui lo schema, la pietra d'Istria inizia ad essere utilizzata nei cantieri veneziani intorno alla metà del 200, cioè da quando la dedizione di Parenzo alla Serenissima rende facilmente procacciabile questa pietra. E la pietra d'Istria sostituisce molto rapidamente le pietre che venivano dalla terra, diciamo dall'entroterra, dalla terraferma. L'Istria era molto più facile da raggiungere via acqua, oltre ad essere appunto parte del dominio di Venezia. Quindi, guardate questo schema, la pietra d'Istria che nel XIII secolo comincia a essere inserita per le sue qualità di resistenza, l'aggressività salina comincia a essere inserita nei sistemi fondazionali, progressivamente, in modo così visivo, si potrebbe dire, visuale, la pietra d'Istria progressivamente, da essere una pietra all'inizio esclusivamente fondazionale, comincia a emergere, a salire in superficie e a diventare parte della murazione delle case veneziane. Eccola qui, una bella cava istriana. E infatti, se semplicemente guardate le due facciate di una casa da stazio degli inizi del 200 e di una casa da stazio della metà del 400, vedete quanto è aumentata non soltanto la dimensione della casa veneziana, la dimensione proprio, l'altezza. Ca' Foscari nasce già con i 3 porteghi l'uno sopra l'altro, mentre in Caloredà ne avevamo uno solo. Ma quanta pietra d'Istria inizia a connotare la facciata. La pietra d'Istria va a connotare i cantonali, le polifore del portego e anche le bucature dei cameroni laterali. Alla metà del 400 il modello di riferimento è ancora il goticissimo Palazzo Ducale, tant'è che Ca' Foscari cita in modo letterale il palazzo. Lo abbiamo visto. E Ca' Foscari, torno ancora su Ca' Foscari perché ci permette di vedere ancora oggi quelle corti di cui vi ho parlato poco fa. Quello spazio verde che definivo poco fa come residuo dello spazio agricolo annesso alla casa da stazio, quello spazio agricolo che nei secoli è stato poi saturato
dall'edificato, dall'ampliamento della domus e dalla nuova edificazione, e invece sopravvissuto a Ca' Foscari. E lo vediamo molto chiaramente. È uno spazio che viene presto saturato tra il XIV e il XV secolo, non soltanto per, come vi dicevo poco fa, la fame di spazio e di case, ma anche perché nel momento in cui le case da stazio devono essere ingrandite, si comincia a sopraelevarle, le corti diventano lo spazio primo dove collocare rampe di scale per raggiungere i nuovi livelli. Ne abbiamo ancora esempi dentro Venezia di case che hanno mantenuto i collegamenti verticali esterni collocati nelle corti. Addirittura il Palazzo Pesaro degli Orfei a destra ci permette di vedere come venivano occupati queste corti, inizialmente con delle strutture leggere in legno, strutture in legno che poi con il passare del tempo si andavano a trasformare in strutture permanenti in pietra. Eccolo qui, Palazzo Pesaro degli Orfei, vedete qui siamo in pieno 400, guardate come è cambiata l'articolazione della casa veneziana rispetto a Ca' Farsetti. Non abbiamo più delle logge continue, non è più possibile avere delle aperture continue al piano terreno. Guardate il piano terreno quanto si è chiuso. E questo è il risultato della necessità di sopraelevare le case da stazio. Dovendo sostenere più solai, è necessario a livello costruttivo andare a rendere più solide le murature del primo registro, e quindi il portico continuo scompare, l'apertura verso il portico del piano terreno diventa una, o comunque le bucature sono ridotte rispetto a Ca' Farsetti, e poi vedete lo schema è sempre quello: tripartizione della facciata, polifora, fino ad arrivare un accenno l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana con il Ca' Loredan Vendramin Calergi. Lo schema impianta, lo vedete, il nostro portico in azzurro, e l'altro segnale importante nell'evoluzione del palazzo veneziano, della casa fondaco veneziana, è in quella macchia rossa che vedete, lo scalone. Progettando le nuove domus, il problema progettuale è proprio quello di abbandonare queste scale provvisorie in legno e andare a collocare all'interno della casa una scala monumentale, lo scalone, come si dice anche nei documenti veneziani, lo scalone, che è quello che vedete evidenziato in rosso, che si apre su un lato del portico. Lo scalone ve lo faccio notare perché si differenzia, guardate la pianta, non è l'unica scala di Ca' Loredan, quella segnata in rosso, ma è l'unica scala di quelle dimensioni, quindi la scala nobile, alla quale poi si affiancano scale minori di servizio, come si dice. Quindi man mano che la murazione, la strutturazione muraria delle case diventa, si consolida e si arriva a questi livelli, parliamo comunque di case patrizie con proti e architetti di buon livello, di ottimo livello, vedete che lo schema rimane sempre quello, il sistema costruttivo è sempre quello, lo scalone trova il suo posto e si apre in modo sempre più enfatico proprio all'interno del portico. Guardate la facciata di Ca' Loredan, è una facciata che ormai, rispetto a quella che avete visto un attimo fa di Ca' Foscari, ormai non mostra più
è completamente rivestita in pietra, non mostra più la tessitura muraria in mattoni. La pietra sta progressivamente sostituendo i mattoni. Questo è quella cosa di cui vi parlavo poco fa, no? che la pietra d'Istria, e non solo, in questo caso abbiamo anche pietre e marmi colorati, la pietra d'Istria, dall'essere un materiale esclusivamente fondazionale, arrivati al XV secolo, inizi del XVI, ormai si sta impadronendo dell'intera facciata della casa veneziana, di quello che sta diventando il palazzo del patriziato veneziano. Si abbandonano i mattoni, si abbandonano una serie di tecniche, ce ne sono ancora degli esempi alla fine del 400 di regalzière, cioè questa tecnica che va a rivestire, qui siamo nella chiesa di Santo Stefano, che va a rivestire i muri in mattoni. Non soltanto la tecnica muraria si affina, le procedure costruttive si vanno ad affinare, ma si va a modificare e ad affinare anche la struttura degli impalcati. State vedendo un solaio veneziano e guardate la scansione delle travi, che ampiezza c'è tra l'orditura primaria e l'orditura secondaria, il tavolato. Con il Cinquecento, con l'aprirsi del Cinquecento e arrivati alla metà del secolo, si diffonde quella che è per gli impalcati con travi lignee la tessitura cosiddetta alla sansovina, cioè il tavolato non viene ordito più ortogonalmente alle travi come nella foto che state vedendo. Vedete che riuscite a leggere l'orditura del tavolato che chiude di fatto il soffitto, ma il tavolato viene ordito parallelamente alle travi, a volte completato con una doppia orditura, proprio per rendere più resistente il solaio stesso. Che cosa si fa? Guardate che differenza nell'orditura delle travi, queste tanto distanti le une dalle altre, e qui invece abbiamo un impalcato con travi a distanza ravvicinata, con sopra 1 o 2 strati di tavole. Sono proprio questi gli espedienti che permettono al portico di non soltanto aumentare di luce. Su questo aumento di luce poi Venezia di fatto ci parla delle sue capacità, le stesse che vengono messe in atto dai maestri d'ascia in arsenale, e quindi di conseguenza la luce del portico del salone passante ci parlano della ricchezza, del ruolo sociale della famiglia patrizia che riesce a realizzare un salone passante di tale luce. Ma queste tecniche sono proprio quelle che permettono al Palazzo Veneziano di crescere in altezza e quindi di passare dall'avere in Cafarsetti un unico piano nobile ad avere delle dimensioni, potrei dire senza paura, mastodontiche come quelle di Ca' Foscari. Arrivati al XV, tra il XV e il XVI secolo, a quella fase storica che noi individuiamo con la parola Rinascimento, tradizionalmente con la parola Rinascimento, a fare da sfondo c'è, non dobbiamo dimenticarlo, c'è l'antichità romana che arrivati a questo punto della storia diventa imprescindibile nella cultura degli architetti e dei progettisti e dei proti. E proprio questo riferimento, il riferimento all'antico, lo studio, la misurazione, la comprensione dell'antico che è alla base
delle ricerche non soltanto progettuali ma anche nell'affinamento delle tecniche costruttive. Quando si parla di antico ovviamente non ci si riferisce solo a Roma ma anche alle antichità che erano a portata di mano, qui presenti nei territori della Serenissima, quindi Pola, qui vedete l'Arco dei Sergi e l'Anfiteatro, ma l'Arco dei Gavi a Verona, giusto per fare qualche esempio. Quindi si studiano queste architetture per far rinascere l'antico anche a Venezia, anche nel progetto delle case patrizie, e si guarda all'antico ed è l'antico che suggerisce ai proti e agli architetti veneziani di far diventare la pietra d'Istria la pietra che dovrà connotare i palazzi veneziani. Guardate queste architetture che sono geograficamente distanti, sono tutte rivestite di pietra ed è proprio questa osservazione e lo studio dell'antico che porta gli architetti imitando l'antico, a rivestire le case da stazio veneziane in pietra o marmi colorati. Il primo a farlo è proprio Mauro Codussi, che non solo riveste il palazzo Vendramin Calergi in pietra e marmi colorati, ma addirittura scandisce l'intera facciata con ordini architettonici sovrapposti, quindi proprio come un'architettura all'antica, eccolo qua, e raccoglie, tira dentro di sé, nel suo progetto Codussi, tira dentro tante cose. L'antico di Roma, senza dubbio, avere questi ordini sovrapposti come il Colosseo, no? Ma nello stesso tempo andare a guardare, rielaborare un modello di finestra, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, un modello di finestra medievale che già Leon Battista Alberti, vedete, a Firenze aveva rielaborato e impaginato in una facciata di palazzo scandita dagli ordini architettonici, e Mauro Codussi la fa diventare una cosa tutta veneziana. La bifora con l'oculo è certamente la stessa, ma le proporzioni sono nobilitate dall'uso dell'ordine. Vedete che l'ordine nella finestra di Codussi non è un accessorio, ma diventa l'elemento misuratore della finestra. E diventa questa finestra, viene declinata alla veneziana perché vedete le tre bifore tutte accostate tra di loro diventano una polifora veneziana, qualcosa che nulla a che vedere con Firenze o con Roma, perché come vedete in quella porzione di Palazzo Rucellai né a Roma né a Firenze abbiamo questa tripartizione della facciata. La tripartizione è qualcosa di esclusivamente veneziano. I palazzi a Roma e Firenze, i palazzi del Rinascimento, Rucellai che vedete, Medici, Palazzo Farnese, hanno assolutamente un asse di simmetria e una scansione della facciata sempre regolare, con lo stesso ritmo. È solo Venezia che, avendo quel particolare sistema costruttivo, ha una tripartizione in facciata. Eccolo qui il dettaglio della finestra, vedete che è tutta in pietra d'Istria ed è, mi piace dire, una macchina luminosa, perché tutta la pietra che va a costituire la finestra, la bifora, è quella strettamente necessaria al suo stare su. E tutto quello che non serve diventa superficie vetrata, no? In questo senso è una macchina di luce. Tutt'altra cosa, torno un attimo indietro, guardate che abisso rispetto alla bifora di Leon Battista Alberti dal punto di vista della luce, di quanto prevalgano nella finestra di Codussi i vuoti sui pieni.
Quindi Mauro Codussi, un primo passo verso la rinascita del palazzo veneziano, della casa da stazio veneziano, della rinascita della casa da stazio veneziana in palazzo, ma il passo più deciso e che andrà a segnare tutta la storia dell'architettura domestica veneziana viene compiuto da Jacopo Sansovino, con una collaborazione anche di un contributo dato poco più avanti da Michele Sanmicheli, ma il passo più decisivo viene certamente compiuto da Jacopo Sansovino in Ca' Corner, detta la Ca' Granda. Non a caso detta la Ca' Granda perché è un progetto di grandissime dimensioni. Lo sottolineo proprio per quello che vi ho detto poco fa, no? Le tecniche di murazione, la strutturazione degli impalcati dei solai, tutto è funzionale al raggiungimento di una tale dimensione, oltre poi alle soluzioni progettuali che adesso vi dirò. Perché è il passo più decisivo e che avrà vita più lunga, quello che compie Jacopo Sansovino in questo progetto? Perché riesce Jacopo Sansovino a lavorare certamente sulla traduzione in veneziano della casa all'antica, ma lo farà andando a innovare in modo decisivo il modello di partenza da tanti punti di vista. Guardate i materiali innanzitutto, pietra d'Istria, assolutamente pietra d'Istria in tutta la facciata, ordini architettonici che nobilitano i due piani nobili, vedete binati di semicolonne, mentre al piano terreno guardate cosa abbiamo, un rivestimento privo di ordini ma con un bugnato rustico, quel modo di montare i blocchi di pietra e di lasciarli un po' grezzi, non levigati. Altra cosa, bugnato rustico che mai si era visto a Venezia a connotare la facciata di una residenza. E altro aspetto assolutamente innovativo, guardate il portale d'ingresso. Abbiamo una sorta di loggia che precede l'accesso al portego. Torno un attimo indietro per farvi notare un'altra cosa. Guardate questa facciata. Credo che possiate essere d'accordo con me nel sostenere che guardando rapidamente questa facciata quasi non si colga la tripartizione. C'è la tripartizione, non c'è dubbio, ma Sansovino fa un raffinatissimo lavoro per mascherare questa tripartizione, renderla meno palese rispetto ai palazzi del Quattrocento veneziano. Perché questo? Perché il palazzo all'italiana, il palazzo del Rinascimento non ha la tripartizione. Quindi Sansovino prova a tenere insieme le due cose. Ce lo dice che la facciata è tripartita perché quella loggia al piano terreno, quell'ombra generata dalla loggia, dalle tre arcate con la loggia, chiaramente subito ci dicono che c'è una divisione in tre fasce, ma guardando verso l'alto, vedete, si gioca con pochi centimetri e quindi la polifora centrale quasi si confonde con le monofore dei cameroni laterali. Quindi abbiamo una sorta di andito. L'ho segnato in giallo, la pianta di Sansovino è quella a destra, una sorta di andito, in blu in azzurro il nostro portego, e poi guardate che cosa abbiamo dopo il portego. Abbiamo un cortile e ancora una loggia, un andito loggiato esattamente come la parte gialla, esattamente come l'andito in facciata.
Questa è l'assoluta novità di Sansovino, che avrà una vita lunghissima ancora nell'Ottocento. Questo modello questo modello sarà un modello di riferimento nei progettisti che si troveranno a realizzare architetture domestiche in città. Che cosa sta facendo Sansovino? Sta proseguendo su quella strada intrapresa alla fine del Quattrocento da Mauro Codussi, quel tentativo di fondere la casa all'antica con la casa tradizionale veneziana. Sansovino ha dalla sua il fatto di conoscere perfettamente l'architettura antica e di aver già fatto esperienza tra Firenze e Roma di quello che noi chiamiamo il Palazzo del Rinascimento, il Palazzo all'italiana. Il Palazzo all'italiana, com'è il Palazzo all'italiana? Ha un cortile, ha un andito d'ingresso che ci introduce al grande cortile porticato. Cortili di questo tipo a Venezia fino a questa data non ne esistono. E guardate quindi che cosa sta facendo. L'andito che ci introduce, a Roma ci dovrebbe introdurre immediatamente nel cortile all'antica, invece no, l'andito di Sansovino ci introduce nel portico e poi dal portico al cortile all'antica, che si apre a sua volta con un'altra loggia. Eccolo qui il nostro portico, che finisce con un cortile all'antica. Ha poco a che vedere questo cortile con la corte che vi ho fatto vedere poco fa di Ca' Foscari. Vedete che è un altro mondo, non è uno spazio, seppur ampio, di introduzione alla domus. Qui siamo nel pieno del progetto della domus, dove sebbene non ci siano i porticati loggiati come a Firenze o a Roma, però vedete che abbiamo l'ordine dorico che scandisce le pareti e le arcate, sebbene cieche, dove poi vengono collocati gli oggetti della collezione di antichità della famiglia. Un piccolo rimando a quello che può essere considerato negli anni 30 del Cinquecento il progetto Palazzo Farnese, che condensa tutte le ricerche sulla casa all'antica che artisti e architetti avevano fatto tra 4 e 500. Quindi guardate la facciata di Palazzo Farnese, assolutamente finestre tutte ad una medesima distanza, un grande portale che ci introduce, guardate qui che andito meraviglioso Palazzo Farnese, un andito colonnato con colonne libere, un andito che poi ci fa entrare proprio in questo cortile che vedete qui, vedete con ordini architettonici sovrapposti, il loggiato continuo. E questo è il modello che ha in testa Sansovino, che Sansovino conosce benissimo e che vuole portare a Venezia, ma senza tradire la peculiarità della città, anche perché, come abbiamo visto anche con gli incontri precedenti, la domus veneziana è una domus che è il frutto del sistema costruttivo che la va a determinare. Dicevo poco fa che Sansovino certamente compiglia le carte sul tavolo, diciamo, quindi lascia un segno, adesso lo vedremo, che avrà vita lunghissima, ma un contributo alla trasformazione del modello viene dato anche da Michele Sammicheli. Abbiamo già visto la settimana scorsa con Gianmario Guidarelli questo progetto. Volevo tornarci solo per farvi notare due cose. In questo caso, guardate la pietra d'Istria come è utilizzata. Abbiamo un piano terreno bugnato,
proprio come aveva fatto Sansovino, senza ordini architettonici, ma, vi diceva Guidarelli, anche ai registri superiori San Micheli rinuncia a impaginare la facciata con l'ordine e sembra quasi, a guardare da lontano questa facciata, che ci sia dell'intonaco, cioè che le parti murarie opache siano intonacate. In realtà non è così. Spero si veda, perché questa è una fotografia ad ottima definizione. In realtà quello che a noi sembra un intonaco è una particolare tessitura muraria con dei giunti di allettamento assolutamente millimetrici, invisibili, talmente minimali i giunti di allettamento tra i mattoni che appunto il paramento risulta essere continuo, tanto da darci l'impressione, visto a distanza, che sia intonacata la facciata. Perché torno su questo? Proprio per ancora una volta sottolineare come al cambiamento dell'impostazione della casa veneziana, al cambiamento del linguaggio, si accompagna anche un affinamento, in questo caso delle tecniche murarie, una tecnica muraria che San Micheli impara studiando le architetture romane antiche. È una tecnica muraria che è utile in questo caso. Anche questa K. Corner ha delle dimensioni notevoli e gli architetti che studiano l'antico si rendono conto che raffinando la posa in opera e quindi andando a raffinare la tessitura muraria, si possono ottenere dei muri, una murazione molto più solida, che quindi riesce a sostenere dei carichi maggiori e dunque il palazzo, vedete, può raggiungere ancora delle altezze notevoli. Dopo questo periodo di grandi rinascite della casa veneziana, abbiamo un periodo, una fine del 5 e un inizio del 600, in cui dentro Venezia lavorano moltissimo maestranze formatesi in città, i cosiddetti proti, che si formano con questi maestri, quindi San Micheli, Sansovino, ancora prima Codussi, Scamozzi, e provano a maneggiare questo nuovo linguaggio, queste nuove tecniche per quello che possono, dando anch'essi il loro contributo. Venezia non vive delle fasi felicissime e facilissime tra gli anni 70 del 500 e il 1630. State vedendo appunto la Chiesa della Salute, perché sono questi dei decenni nei quali la città attraversa due epidemie, la prima peste del 1576 e poi appunto non fa in tempo a riprendersi che c'è l'altra pestilenza, e un periodo di crisi che è legata anche alla crisi dei traffici commerciali che vanno ad influire sulla economia della città. Che cosa accade quindi? Che per queste difficoltà economiche vengono nel 1646, quindi appena superata la pestilenza del 1630, vengono messe in vendita i titoli del patriziato. E è possibile, con un prestito alla Repubblica di 10.000 ducati, acquistare la nobiltà. In città cominciano a diventare committenti di architettura le neofamiglie patrizie che intendono, a seguito proprio dell'acquisizione del titolo, intendono
consolidare il loro ruolo all'interno della vita cittadina. I Labia, i Gozzi, i Widman, sono tutte famiglie che acquistano il titolo in questa occasione e che diventano committenti di architettura. Essendo dei nuovi patrizi e dovendo farsi notare sulla scena politica veneziana, ovviamente sono proprio questi nuovi patrizi che osano più dei vecchi patrizi, no? Proprio per dimostrare non solo la loro capacità economica, ma dimostrarsi anche culturalmente pronti a essere attivi nella vita politica ed economica della Repubblica. Sono proprio queste famiglie che cominciano a far lavorare i nuovi architetti, i nuovi proti emergenti. Bortolo Belloni, un giurista fiorentino, è il primo che diventa committente di architettura. È il primo che diventa committente di architettura perché le famiglie che vi ho nominato, e non solo quelle, a causa dell'impegno economico avuto per l'acquisto del titolo, non hanno immediata disponibilità per diventare committenti di architettura, lo diventeranno nel secolo successivo. Bortolo Belloni invece, giurista fiorentino, ha la possibilità, vuole dare una nuova veste alla propria residenza di famiglia e chiama Baldassare Longhena. Ha coraggio, Baldassare Longhena è già stato proto è certamente noto in città perché sta dirigendo il cantiere della Chiesa della Salute, ma questo è un palazzo sul Canal Grande, non di eccessive dimensioni, e in questo progetto Baldassare Longhena comincia a dimostrare sulla strada principale della città, comincia a dimostrare quali sono le sue capacità. Perché il progetto, vi dicevo, l'edificio non è di grandi dimensioni, ma fa una scelta vincente. Guardate, tra il primo registro e il piano nobile non ci sono mezzanini, cerca di slanciare il più possibile il piano nobile per renderlo nobile quanto basta, adatto al suo committente, e per monumentalizzare la facciata, vedete cosa fa? Colloca questi timpani molto scultorei al di sopra del livello del solaio del piano nobile, proprio per dare l'impressione, percorrendo il Canal Grande. Poi immaginate che ovviamente il Canal Grande si percorreva a livello d'acqua su delle imbarcazioni che quindi favorivano, insomma, con lo sguardo dal basso l'enfasi di questo gioco progettuale strutturato da Baldassare Longhena. Il palazzo per Bortolo Belloni è un primo tassello. Longhena fa, guardate il fianco del palazzo, la scorsa settimana Gianmario Guidarelli vi faceva notare come i fianchi cominciano ad essere oggetto di interesse da parte degli architetti soltanto nel Cinquecento. Addirittura qui Longhena riveste una cosa che non è nella consuetudine veneziana, riveste in pietra d'Istria quella porzione di fianco della facciata più visibile dal Canal Grande, ma e certamente con i lavori per il Palazzo Bon poi Rezzonico che grazie anche alla disponibilità economica dei committenti che verranno fuori le sue capacità progettuali e dal nostro punto di vista in questo progetto avverrà un'altra delle rinascite
della casa da stazio veneziana, del palazzo, di quello che ormai possiamo chiamare Palazzo Veneziano. Anche qui siamo sul Canal Grande. Naturalmente il committente è di altra levatura. Le acquisizioni per andare a realizzare il palazzo di famiglia erano cominciate da tempo. Vedete che cosa fa, come è strutturato il progetto. Qui lo vedete molto bene, un bugnato rustico, come era rustico il bugnato di Ca' Corner di Sansovino, ma qui nulla è sottaciuto, nulla è suggerito, tutto viene in modo visibile, in modo molto forte, con i chiaroscuri, con i volumi, viene dichiarato. Il bugnato ha il suo volume, vedete che le colonne sono rivestite da queste bugne ruvide. Ci sono le colonne, no? Ricordate che in palazzo, nella Ca' Granda, abbiamo questo bugnato, ma non c'è l'ordine architettonico. E guardate nel mezzo che cosa c'è. C'è al primo registro, alla porta d'acqua, c'è quell'andito che avevamo visto inventare, adottare per la prima volta da Sansovino proprio per la Ca' Granda. Un andito che si apre sull'acqua e poi uno sviluppo in altezza che certamente siamo nel pieno Seicento, è uno sviluppo in altezza di notevoli dimensioni, uno sviluppo con gli ordini architettonici, scultoreo, ma quello che a noi interessa è che questo progetto contribuisce a far rinascere, costituisce una delle rinascite della casa da stazio veneziana, perché attingendo alle soluzioni del passato crea qualcosa di nuovo. La tripartizione, non c'è dubbio, c'è anche qui. Anche in questo caso, guardate, la tripartizione non è vistosamente riconoscibile, ma senza ombra di dubbio c'è. Che cosa succede dentro Ca' Rezzonico? Succede che si vanno a ritrovare alcuni degli elementi che abbiamo visto poco fa, quindi con gli stessi colori che abbiamo visto in precedenza. Le parti loggiate in giallo, quindi abbiamo quella loggia, quell'andito sull'acqua, in azzurro il portego, e poi il portego, invece di arrivare su una corte, su un cortile all'antica, era diventato ormai nel progetto di Sansovino, arriva in una corte con delle logge sovrapposte. Vedete che quello che abbiamo davanti è un cortile con delle logge sovrapposte, ma non finisce qui, perché poi andando oltre questa corte abbiamo di nuovo uno spazio coperto, quindi un altro pezzo di portego che si apre con un'altra loggia sull'acqua alla nostra sinistra, e poi guardate la foto, in fondo c'è una fonte di luce, perché tutto il percorso si va a chiudere o ad aprire, a seconda dei punti di vista, contro questa fontana che diventa il fulcro della visione, della prospettiva, proprio perché è una fontana che si trova a cielo aperto, ed è proprio il fatto di trovarsi a cielo aperto che permette, per noi che stiamo entrando dall'acqua, la lettura completa di questa profondissima prospettiva. Sono tornate indietro perché dove vedete la freccia rossa abbiamo un accesso d'acqua. Un accesso d'acqua con l'accesso d'acqua, sì, sul rio laterale, un accesso d'acqua che si colloca in asse con la scala monumentale. Che cosa sta succedendo quindi?
sta succedendo che non solo la casa, ormai il palazzo veneziano ha una strutturazione, sta diventando qualcosa di molto articolato. Lo scalone che si apriva, l'unico scalone che si apriva nel portico ormai non è più sufficiente. Le esigenze domestiche impongono diversi accessi nobili. Quindi guardate la pianta, abbiamo uno scalone che si apre nel portico, ma per chi arriva via acqua sul rio laterale deve ugualmente un ospite che per esigenze varie non acceda dall'ingresso principale, deve comunque riuscire a raggiungere il piano nobile con una scala a lui consona. Ed ecco qui lo scalone monumentale. Quindi arrivati nel 600 inoltrato, lo scalone del portico, quando si può, aumenta di dimensioni, ma ad ogni modo non è assolutamente l'unica scala monumentale. Eccola qui la nostra fontana. E altro passaggio, altro tassello che si aggiunge in questo percorso di trasformazione e rinascita della casa fondaco veneziana, il progetto per i Pesaro, sempre sul Canal Grande. Una macchina completamente di pietra d'Istria, lo vedete che ormai la pietra d'Istria va a connotare integralmente le architetture. D'altra parte la Venezia di cui noi oggi facciamo esperienza è una Venezia dove il bianco della pietra d'Istria non è un'eccezione, ma è fondativo nel nostro immaginario veneziano. Una macchina in pietra che ha un piano terreno bugnato, vedete questo modello come vive, quello della Cagranda, assume, ovviamente siamo nel 1660, quindi questo bugnato è diventato qualcosa di scultoreo, ancora più che nelle bugne di Carezzonico, quindi c'è sempre questa traccia sansoviniana. E guardate che cosa accade in pianta. Questo è un progetto, la pianta che state vedendo è un progetto non realizzato per i Pesaro. Quello che a me interessa farvi vedere è come ormai è cambiata la casa veneziana, nel senso che la scala, vedete, Longhena la propone come fondale terminale del grande portico che attraversa come sempre l'edificio dalla porta d'acqua alla porta di terra. Questo progetto non verrà realizzato, ma eccola qui la grande macchina in pietra d'Istria. Questo progetto non verrà realizzato, ma ormai il portico, che già da tempo aveva perso la sua funzione di magazzino, il portico è in tutto e per tutto con questo progetto diventato luogo di rappresentanza della famiglia, luogo di accoglienza e di rappresentanza. Quindi viene pavimentato, guardate la meraviglia del pavimento di Capesaro, viene pavimentato come vuole uno spazio di ricevimento. Nel portico, che non è più un magazzino, la famiglia usa le pareti per mostrare il meglio di sé, il proprio livello culturale ai propri ospiti, e quindi il portico si progetta per far trovare collocazione ai pezzi antichi di proprietà della famiglia Pesaro. Lo scalone, come vi dicevo, non è centrale come avrebbe voluto Longhena, ma gli scaloni monumentali, vedete, hanno un'enfasi, si aprono con un'enfasi nel portico completamente
completamente nuova rispetto a quanto fatto fino a questo momento nelle architetture domestiche veneziane. Ovviamente il portico, lo guardate, lo vedete bene da questa fotografia, si apre in una corte che a questo punto è certamente una corte che prende ispirazione da quelle corti all'antica di cui abbiamo parlato poco fa, ma l'altra novità di questo progetto è che si sente l'eco dei modelli antichi che sottendono la soluzione, ma di fatto, guardate questa parete, la parete di questo cortile è una parete completamente vetrata, completamente trasparente. Che cosa sta succedendo quindi? Succede che quelle soluzioni che Baldassare Longhena di fatto poi non realizza per i Pesaro, quelle soluzioni progettuali, sono però l'espressione di quello che il patriziato di lì a pochissimo vorrà per le proprie dimore. Saranno proprio i pisani in un progetto che non nasce tutto insieme, ma che si crea per addizioni diverse a partire dal nucleo che state vedendo su Campo Santo Stefano, saranno proprio i pisani a dare realtà a quella proposta che Longhena aveva fatto ai Pesaro e che forse all'epoca, pochi anni prima, era stata ritenuta eccessiva. I due fratelli Pisani, i Pisani dal Banco, iniziano in questa zona che era già di proprietà di famiglia, iniziano una campagna di acquisizioni immobiliari. Il primo nucleo corrisponde proprio alla facciata che vedete a sinistra dell'immagine, il primo nucleo del palazzo di famiglia, realizzato tra il primo e il secondo decennio del Seicento da Bartolomeo Manopola, con un unico piano nobile, quindi quello che vedete in alto è frutto di una sopraelevazione, ma appunto a questo primo nucleo del 1614 circa i pisani sperano, agli inizi del Settecento ci riescono, sperano appunto di ampliare la proprietà e allargare il loro palazzo. Eccolo qui lo schema dall'alto, spero si riesca a leggere. Ho disposto la vista zenitale come la pianta che vedete a sinistra. Vedete che siamo ai margini di Campo Santo Stefano, il nucleo del palazzo del 1614 è quello segnato in rosso ed era un palazzo assolutamente nel solco della tradizione. Un portico che andava dalla porta di terra alla porta d'acqua, perché in chiusura del portico quella striscia azzurra che vedete è il Rio del Santissimo, e la macchia rossa che vedete accanto al portico sta ad indicare proprio lo scalone che, appunto, come ormai sappiamo, da tradizione si apre nel portico. Il palazzo arrivava fin dove arriva la linea rossa e appunto a partire dal 1668 i pisani sperano, al Morò e al Vise, di riuscire a raggiungere il Canal Grande. Lo vedete qui sul fondo verso il basso della immagine zenitale. Quindi sperano di riuscire a raggiungere il Canal Grande, convincendo i vicini a cedere i loro immobili. L'impresa non riuscirà, ma aiutati da uno straordinario interprete di quelle che erano le loro esigenze, Girolamo Frigimeli Caroberti, riescono a avere una dimora assolutamente adatta alle loro esigenze, una dimora che riesce a fondere, un progetto che riesce a fondere
il primo nucleo della casa tradizionale veneziana con un'idea di palazzo che, arrivati a queste date e con questi due committenti, un'idea di palazzo che a questo punto deve fare i conti non più soltanto e unicamente con la casa all'antica, ma deve fare i conti con le residenze principesche europee. Alvise è ambasciatore per la Repubblica a Vienna, a Parigi, a Londra, quindi ha frequentato in modo pieno queste corti. Luigi XIV gli chiede di fare da padrino a uno dei suoi figli e hanno bisogno, Almorò e Alvise, di avere una residenza che possa essere adatta ad ospitare dignitari, ambasciatori, regnanti di questo calibro. Il progetto che Girolamo Frigimelica Roberti, vi sottolineo questo nome perché fino a pochi decenni fa Frigimelica veniva dagli storici liquidato come un architetto di diletto, perché sul suo operato e sull'operato di diversi architetti veneziani operanti nel Settecento gravava questa idea un po' antica, ormai passata, no? Che non essendo sufficientemente palladiani come piaceva al gusto europeo, fossero in realtà dei dilettanti. Ma appunto, per fortuna il tempo ha reso giustizia e Frigimelica riesce a ricucire il nucleo della vecchia casa, ma soprattutto a costruire, li vedete nel riquadro rosso, costruisce questo percorso fatto per addizioni di cortili, ve li ho segnati in verde, i cortili che si aggiungono e che si percorrono entrando in Palazzo Pisani, un'addizione di cortili che è nobilitati, guardate qui le logge che circondano, che li circondano, guardate anche, questa è una foto che ho fatto io, attraversando i cortili, la luce naturale che non solo li illumina dall'alto come è normale che sia, ma quanto nel progetto vengano nobilitati questi cortili, ad esempio dal fatto che l'ultima loggia in alto, la vedete nella foto, è completamente aperta e quindi si intravede il cielo. Si viene a creare una loggia che in una vita di questo tipo di patriziato, una loggia che diventa anche un affaccio per le feste o la musica che si svolgeva all'interno del palazzo. In primo piano in questa immagine delle colonne libere. Colonne libere nei palazzi veneziani, nelle corti dei palazzi veneziani, fino a questo momento non se n'erano mai viste. Colonne libere di notevoli dimensioni che vanno a sostenere la sala da ballo, la sala da concerti e da ballo. Non era pensabile in nessun palazzo, nessuna corte europea avere un palazzo che non contemplasse una sala da ballo a doppia altezza, proprio come quella di Palazzo Pisani. La moda viene immediatamente adottata anche dai Labia, ad esempio, che finalmente riescono, dopo il prestito alla Repubblica, riescono a mettere mano al progetto del loro palazzo di famiglia. Tutti devono avere nuova nobiltà e vecchia nobiltà, i Rezzonico come i Labia, devono avere una sala da ballo a doppia altezza. L'ultima rinascita del palazzo veneziano avviene alla metà del Settecento. Palazzo Grassi ci offre un bellissimo esempio di questa lunghissima vita del
del modello della Casa Fondaco, lunghissima vita del modello della Casa Fondaco, nutrito questo modello da tutto quello che è avvenuto nei secoli precedenti. Forse è inutile che ve lo dica, arrivati a questo punto, pietra d'Istria, un piano terreno bugnato, vedete com'è fortissimo ancora, sono passati 2 secoli, com'è fortissimo il modello della Cagranda. E ancora come la Cagranda, le arcate centrali, no? Che non ci fanno entrare direttamente nel portego, quella loggia, quell'andito che è un preludio all'ingresso nel palazzo. I toni, arrivati alla metà del Settecento, vedete, non c'è più l'enfasi scultorea dei progetti che abbiamo visto poco fa, ma di fatto abbiamo ancora il nostro sistema abitativo, perché la tripartizione ci dichiara in tutto e per tutto qual è lo schema costruttivo di questo palazzo, quindi con il nostro portego e il salone passante nel mezzo e i cameroni sulle ali laterali. Nel frattempo però è successo tutto quello che ho provato a riassumervi, e quindi, passato l'andito, qui non abbiamo immediatamente il portego, ma abbiamo un piccolo andito al chiuso, quello dal quale è stata fatta la fotografia, un cortile, questo sì, come quelli all'antica, completamente colonnato, vedete, con colonne libere, e guardate che cosa abbiamo di fronte: la scala. Quindi ormai si è consolidato quel modello che alla metà del Seicento era stato un eccesso proposto da qualcosa di eccentrico, quasi proposto per i Pesaro, e che invece è assolutamente in linea con le esigenze abitative settecentesche per i Grassi. Quindi la scala in asse con l'accesso. Ecco il controcampo, siamo sui gradini della scala e stiamo guardando il cortile colonnato, l'andito al coperto che poi immette nell'andito sull'acqua, e un cortile che, come nel palazzo all'italiana, ha le logge. Eccolo qui lo scalone di Palazzo Grassi. Vedete ora, rispetto anche a quelli che abbiamo visto prima, vedete come le dimensioni sono diventate notevoli. La scala non è più qualcosa di nascosto, ma è qualcosa che viene a nobilitare l'asse principale di percorrenza di accesso al palazzo. Come vuole la moda dell'epoca, stucchi e affreschi vanno a completare l'architettura. In facciata che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro, come dicevo prima, il nostro modello di riferimento. Sono tornati gli ordini architettonici a scandire l'intera facciata, degli ordini architettonici che sono soltanto, in questo caso, delle paraste a lievissimo risalto, così come questo bugnato rustico del primo registro è qualcosa di molto meno scultoreo di quello che abbiamo visto prima. E spero che nel percorso di questo pomeriggio sia riuscita a rendere chiaro come non soltanto il modello della Casa Fondaco in realtà resista, perché appunto risponde pienamente alle caratteristiche del sottosuolo veneziano, ma anche come
i cambiamenti di questo modello avvenuti nel corso dei secoli si siano sommati tra loro, andando a determinare in alcuni passaggi delle vere e proprie rinascite. Quindi la rinascita avvenuta nel Rinascimento, quindi tra XV e XVI secolo, un'altra rinascita avvenuta dopo la peste del 1630, fino poi alla sintesi che avviene alla metà del Settecento, come nel progetto di Palazzo Grassi. Vi ringrazio e sono qui per le vostre domande. Non ci sono domande, quindi vuol dire che... Scusate, ma la mia, diciamo così, curiosità per il Codussi continua ad aumentare. Ci può dire qualcosa in più partendo da quella bifora con l'occio, come diciamo noi, che supera per noi veneziani quella fiorentina 3-0 come minimo, tanto per dare un punteggio, diciamo così, calcistico. Però forse ci può dire qualcosa di più di chi era questo Codussi, dove aveva imparato, come aveva fatto a inventare questa bifora? Grazie. Ribadisco quello che diceva Gianmario Guidarelli la scorsa settimana. Questa questa bifora con l'oculo è qualcosa di medievale. Lo si trova ovunque. A Palermo c'è un palazzo fatto con delle bifore di questo tipo, dove naturalmente l'arco esterno non è a tutto sesto ma a sesto acuto, per dire una cosa che mi viene in mente in questo momento. Tra la fine degli anni 80 del 400 e degli anni 90 del 400 dentro Venezia circolano dei disegni che hanno questa bifora. Dei disegni, sono delle copie di Francesco di Giorgio Martini che hanno questa bifora, copia dei trattati di Francesco di Giorgio che erano state fatte queste copie ad Urbino e portate a Venezia da un perticatore veneziano. E poi ci sono le bifore di Leon Battista Alberti, senza dubbio, ma anche Palazzo Medici a Firenze ha queste bifore. Quindi, perché vi dico tutto questo? Per dire che c'è un gruppo di persone geograficamente nel centro Italia, diciamo, che stanno lavorando su questo schema di finestra. In particolare questa bifora così concepita, intendo dire con quelle vele aperte a destra e sinistra, è disegnata da Francesco di Giorgio Martini e quindi nella copia di questo codice, di questo taccuino che è arrivato qui a Venezia, ma ad esempio proprio Francesco di Giorgio Martini non ha mai realizzato questa bucatura in una delle sue architetture. L'ha disegnata ma non l'ha mai realizzata. E Codussi, che è pieno di cose, nei suoi progetti ha molto subisce l'influenza di Francesco di Giorgio Martini, la realizza, è il primo a realizzarla, tant'è che noi la chiamiamo bifora codussiana e che avrà una vita lunghissima, non soltanto perché ancora nel pieno Cinquecento si continua a realizzare, pensiamo l'abbiamo visto la settimana scorsa, la facciata della Scuola Grande di San Rocco, siamo nel Cinquecento. Ma poi pensate anche all'architettura del neorinascimento, non lo so, le gallerie varie, Vittorio Emanuele a Milano. Nell'architettura neorinascimentale questa bifora avrà davvero una vita molto molto lunga, perché sebbene
appunto noi la chiamiamo come bifora codussiana, in realtà poi questa bifora diventa nell'immaginario dell'Ottocento una finestra del Rinascimento, e quindi viene fatta a Napoli come a Milano per questa architettura post-unitaria. Tutto qui. Non vado oltre perché poi parlare senza immagini insomma è anche noioso, perché no, ma di cosa? Grazie a voi.